Quanto accaduto la scorsa settimana ad Agrigento nel corso dei festeggiamenti per San Calogero, con le autobotti immortalate a distribuire acqua per gli operatori della fiera costretti a lavarsi per strada, ha dato modo all'emittente televisiva La 7 di ricamarci sopra un servizio assolutamente fuorviante della realtà, come scrive Girgenti Acque. Ho ripreso gente che si lavava, gente che si lavava le parti intime, addirittura qualcuno mi dice che toglievano il costume a pantaloncino rimanendo proprio in slip e continuava a lavarsi in quel modo. C'è chi si fa lo shampoo per strada, chi preleva l'acqua con i bidoni. Ad Agrigento, città siciliana nota per la perenne crisi idrica, può capitare di vedere anche questo. La trasmissione è servita solo a gettare fango sugli agrigentini, che non vivono certamente in un paradiso terrestre, ma non vivono situazioni come quella riportata, che rappresenta un clamoroso falso giornalistico. Dal canto suo il sindaco Calogero Firetto parla di comportamento indecoroso di un paio di ambulanti che non può prestarsi a facili speculazioni che ricadono pesantemente sull'intera città. È chiaro che Agrigento, umiliata dal contenuto non veritiero del servizio giornalistico della 7, ci tiene a difendere la propria immagine. Avevi segnalato un fatto indecente successo ad Agrigento, ma la 7 ha confezionato un servizio bugiardo, è così? Bugiardo per una parte del servizio sicuramente, perché non siamo allo stato che ci vogliono le autobotti per la strada o che gli agrigentini fanno la dolce strada. E la verità è che sì, ci sono dei servizi ma che vanno risistemati. Io ho segnalato altro, io ho segnalato quello che la gente ormai conosce da anni. Allora bisogna che si smentisca questa infamia? Sì, quello è già, io immediatamente ho chiesto che venisse smentito che non erano agrigentini quelli con i bidoni che andavano a riempire l'acqua o che stavano facendo la doccia. Ho immediatamente ribadito il concetto, ho chiesto a chi ha effettuato il montaggio del servizio di sentire tutta la mia intervista, perché io proprio in quella intervista avevo già chiarito che non erano agrigentini, che erano dei fieristi, la fiera di San Calogero, e avevo detto pure che la protezione civile aveva messo a disposizione le autobotte, che poteva essere tra virgolette una cosa giusta. Chi ha interesse a denigrare la città? Ma io intanto vorrei dire che ad Agrigento si sta facendo passare un messaggio errato, cioè tutti coloro che come me segnalano una inadempienza da parte dell'amministrazione sembra siano contro la città. Non è così, contro la città è chi non sa amministrare, chi non amministra nel senso giusto. Se i mercatisti che vengono da Catania, che vengono da Napoli, che vengono da Roma non dai i servizi e gli permetti di fare la doccia in strada, se poi il giornalista della 7 la riprende e la trasforma, anche lui non è che è a conoscenza della realtà agrigentina. Tornando alla 7, scusami, da agrigentino ti dovresti sentire anche tu offeso. Ribadisco, anche io immediatamente ho contattato il giornalista, al giornalista ho ribadito il mio concetto, ho detto guarda, nella mia intervista non parlo di agrigentini che riempivano l'acqua con i bidoni o di agrigentini che fanno la doccia in strada. Ho chiesto che venga rifatto, aspetto ancora loro notizie.